E in queste ore è atterrato a Londra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È stato accolto da Sua Maestà Re Carlo III, perché già il primo secondo non ci abbaissavano, insieme alla sua moglie Camilla. Come prima tappa un Re Carlo III lo ha invitato a fare visita al castello di Windsor. Il presidente Donald Trump non era d'accordo, era un po' interdetto, perché come ogni buon turista che si rispetti, che arriva qui nella capitale inglese, Londra, prima di andare a Windsor ci disse a Carlo, poi stiamo in Primark che mi cattare mutanne, quasi a te pure qualche pigiama che mi sparagnare. Carlo, mi raccomando, prima o poi te ne Primark a duchi Sianeddu ci fa fare antiche shopping e poi tu puoi toccare il sel, è giusto, non farò mai stasera. Ci farà bere che ho re. Prima poi toccare il sel, tale che siamo forti, tale che siamo ricchi. Ma poi talone prima e cadu che siano caspano, brr. Lo, Trump sarà pure un miliardario, sarà pure un presidente degli Stati Uniti, ma la verità è che pure i ricchi ci piace sparagnare. Brr.